Militari e diplomatici italiani protagonisti della trattativa che in Kosovo ha scongiurato uno scontro tra albanesi e serbi sul futuro del monastero di Decani. L'Unione Europea punta all'introduzione di un salario minimo ponderato per migliorare le condizioni dei lavoratori nei paesi più svantaggiati. Dal Nagorno-Karabakh alla Libia, le spericolate manovre geopolitiche di Erdogan per assicurare alla Turchia un ruolo di potenza regionale. Il Polin, il Museo ebraico di Varsavia, malgrado feroci polemiche politiche, è un punto di riferimento per lo studio e la conservazione della memoria della Shoah. Poche gocce d'inchiostro per dare vita a Inferno, Purgatorio e Paradiso, la Divina Commedia di Dante illustrata dal pittore slovacco Miroslav Cipar. La normalizzazione dei rapporti fra la maggioranza albanese e la minoranza serba in Kosovo passa anche da una strada, anzi un'autostrada di collegamento con il Montenegro che non attraverserà il monastero di Decani, il più importante sito ortodosso del paese e patrimonio UNESCO, fondato nel 1327. Un progetto che ha rischiato di innescare nuove forti tensioni. Un accordo siglato dalle istituzioni amministrative e religiose è stato raggiunto con la mediazione dell'ambasciatore italiano Nicola Orlando e della KFOR, la forza multinazionale militare della NATO a guida italiana che garantisce la sicurezza del monastero. Lo specifico tema del contendere è la riabilitazione delle strade che attraversano la zona protetta del monastero, ma in realtà è una questione ben più ampia, ad alto contenuto simbolico e strettamente legata al processo di normalizzazione tra comunità albanese e serbo-ortodossa in Kosovo e nella regione. È una diatriba che molte volte in passato, e da ultimo l'estate scorsa, ha rischiato di innescare instabilità e tensioni. La municipalità a maggioranza albanese di Decani sostiene la necessità dell'opera per uno sviluppo economico e turistico e raggiungerebbe anche una futura stazione sciistica. La parte serba la ritiene illegale perché passerebbe su terreni di proprietà del monastero e dannosa con il traffico che ne deriverebbe per l'incolumità del complesso e delle opere d'arte al suo interno. L'intesa prevede la contemporanea realizzazione della strada, ma anche di una circonvallazione esterna alla zona speciale protetta intorno al monastero, destinata in particolare al traffico internazionale dei mezzi pesanti. Ovviamente questo è un primo passo fondamentale perché ha dimostrato che anche temi considerati insolubili in realtà possono essere risolti, ma ora tutte le parti dovranno lavorare insieme sull'attuazione dell'intesa, che sarà una fase complessa. Anche in questo caso il ruolo dell'Italia attraverso l'ambasciata e la missione NATO sarà determinante e dunque ci aspetta ancora molto da fare. I lavori da parte KFOR sono stati condotti dal comandante italiano Michele Risi, il cui mandato annuale è terminato proprio qualche giorno dopo la firma. Gli è subentrato Franco Federici. È l'8º comandante italiano consecutivo del contingente presente in Kosovo dal 1999 e che oggi conta 3.500 unità provenienti da 27 paesi, fra cui 540 italiani, la presenza più numerosa dopo gli Stati Uniti. Un accordo storico, lo ha definito il generale Risi, in un'audizione in videoconferenza con le commissioni estere di Camera e Senato. Il giorno in cui ci sarà una situazione di sicurezza percepita da parte dei Kosovo serbi sarà il momento, e dalla Chiesa serbo-ortodossa, sarà il momento in cui noi potremmo cedere la responsabilità della sicurezza del monastero alla polizia kosovara. Tutto questo avviene in un clima per niente disteso nella regione. Il premier serbo Vučić ha avvertito il rischio di una nuova escalation in Kosovo, come sta avvenendo in Nagorno-Karabakh, se si prosegue con la politica del conflitto congelato attuata finora. Gravi provocazioni, vere e proprie minacce di guerra, le ha definite la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, che ha sostituito il dimissionario Hashim Thaçi sotto processo all'Aia per crimini di guerra, chiedendo una risposta decisa di Europa e NATO.
Sono molte le contraddizioni che la pandemia ha messo in evidenza. Tra le più stridenti, quella sulle disuguaglianze di salario e quanto abbiano impedito ai lavoratori a basso reddito di fronteggiare le difficoltà economiche in un'epoca tanto difficile. L'Europa lavora da tempo alla proposta del salario minimo adeguato per assicurare ai più fragili un'esistenza decorosa e a tutti di poter far fronte a periodi di recessione. Dopo 2 fasi di consultazioni, poche settimane fa la Commissione europea ha presentato una proposta che fornisce i parametri con cui gli Stati membri potranno stabilire il loro salario minimo adeguato in base al costo della vita e al PIL nazionale. Tra le finalità, evitare il dumping sociale e la concorrenza sleale derivanti dalla manodopera a basso costo, preservando i posti di lavoro ma anche la competitività delle imprese. Una volta concluso l'iter europarlamentare, gli Stati non saranno obbligati, ma chi introdurrà il salario minimo adeguato dovrà assicurare i criteri individuati dalla Commissione. Il parametro quindi dovrà essere un parametro che vede un salario minimo che cresce, cioè che non può essere fisso, ma deve tener conto, per esempio gli Stati dovranno tener conto del livello di crescita degli altri salari, della situazione economica generale, dell'imposizione fiscale, e quindi questo è un aspetto molto importante perché in sostanza quello che si vuol fare è assicurare una vita dignitosa al lavoratore, e poi dovranno tener conto anche delle prestazioni sociali fornite. 22 dei 27 Stati europei hanno già una forma di garanzia salariale stabilita per legge, seppure con enormi differenze. In testa il Lussemburgo, Germania e Francia, con un salario garantito tra i 2.000 e i 1.500 euro. Più distanziati i paesi dell'Europa centrale e sudorientale. La Slovenia si attesta a 940 euro, seguono con una media di 700 Malta e Grecia, e poi via via il ventaglio di nazioni il cui salario minimo varia di poco intorno ai 500 euro. Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia. In coda Romania, Ungheria, Montenegro, Bulgaria. Si calcola che in Europa circa un lavoratore su 6 guadagna un salario basso, una povertà lavorativa destinata ad aumentare tra le categorie più fragili, i giovani, gli scarsamente qualificati, i precari, sapendo bene che anche negli Stati membri in cui i salari sono fissati esclusivamente dalla contrattazione collettiva ci sono considerevoli difficoltà per chi non ne fa parte. La quota di questi lavoratori è stimata al 2% in Austria, quasi al 20% in Italia e Danimarca. Una preoccupazione, quella dell'Europa, unita ad altri orizzonti. Attraverso il salario minimo adeguato si vuole immettere nel sistema un acceleratore di consumi e attraverso il riconoscimento di nuove professionalità l'ampliamento della platea dei lavoratori, quelli digitali. La direttiva ha una norma che definisce l'ambito di applicazione, nel quale chiarisce subito che il lavoratore dovrà essere considerato tale sulla base non dell'ordinamento interno, bensì sui parametri individuati già in passato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E quindi è ben possibile che laddove sussista un vincolo di dipendenza, una continuità nell'attività lavorativa, il lavoratore anche di una piattaforma digitale possa essere incluso fra i destinatari del salario minimo adeguato. La guerra in Nagorno-Karabakh, con la vittoria dell'esercito dell'Azerbaigian e la disfatta armena, ha cambiato gli equilibri geopolitici del Caucaso. La Russia di Putin, con l'opera di mediazione e l'invio del contingente di pace, è nuovamente determinante. A imporsi è stato poi però nuovamente anche il presidente turco Erdogan. I suoi consiglieri militari sono stati determinanti per la vittoria azera e hanno affermato il ruolo di Ankara nella regione. L'intesa tra Putin e Erdogan non si concretizza solo in Nagorno-Karabakh, funziona con alti e bassi anche in Siria e Libia. Un'alleanza nata nel 2016 dopo il fallito colpo di stato militare che doveva spodestare Erdogan, un pronunciamento gradito alla NATO e agli Stati Uniti di Obama. Erdogan, secondo voci mai confermate ma neanche smentite, si sarebbe salvato perché il Cremlino lo avrebbe avvisato del pericolo. Il gioco di Putin e di Erdogan è diventato più sottile. In realtà, con un'alleanza nascosta, al di fuori delle regole
soprattutto quelle della NATO, la Russia, la Federazione Russa ha trovato la possibilità di coprirsi a sud e di operare spesso in combine con la Turchia. La Turchia ne ha ricavato la possibilità di dimostrarsi una potenza nell'area del Mediterraneo e soprattutto un paese egemone che vuole essere egemone nell'area del Nord Africa, nel Medio Oriente e controllare addirittura oggi la transizione economica e energetica nel Caucaso. Tra l'altro Erdogan non ha mai mancato di affiancare agli interventi di tipo bellico anche una spinta per le sue imprese e per la propria economia. Nei rapporti internazionali poi l'ambigua intesa tra Mosca e Ankara è vista con fastidio dai vertici dell'Alleanza Atlantica. Erdogan è tra quegli statisti che sicuramente non hanno brindato per la vittoria di Joe Biden. Biden ha intenzione non solo di ripristinare un più tradizionale, fra virgolette, ruolo degli Stati Uniti con l'Europa e nell'area del Mediterraneo, ma anche di limitare le contrastate operazioni, molte appunto al di fuori della NATO, da parte della Turchia. Ci ritroveremo quindi probabilmente con delle posizioni più conosciute da parte degli Stati Uniti d'America nei confronti appunto di questa area, e Erdogan dovrà naturalmente cercare anche di evitare che la nuova posizione americana provochi non solo problemi alla Turchia, ma anche una spaccatura molto pericolosa all'interno della sua compagine politica e governativa. Erdogan in questo momento però deve affrontare anche dei pericoli interni. Malgrado l'autoritarismo del governo, l'opposizione si sta rafforzando. La crisi economica e la pesante svalutazione della lira turca hanno intaccato la popolarità del presidente. La proiezione mediterranea di Erdogan con le esplorazioni di giacimenti di gas al largo di Cipro e la penetrazione in Libia si è però scontrata con gli interessi di altri paesi. Grecia, Francia, Cipro, ma anche l'Italia hanno effettuato manovre navali in Egeo. Macron poi non ha gradito l'appoggio di Erdogan alla campagna di boicottaggio dei prodotti francesi in alcuni paesi islamici, scelta indotta dalla vicinanza del leader turco ai movimenti integralisti musulmani. Ha pochi anni di vita, ma già si è guadagnato un'ottima reputazione. Il Polin, il museo della storia degli ebrei polacchi di Varsavia, un grande edificio aperto al pubblico nel 2013. L'esibizione è un viaggio immersivo nella millenaria storia degli ebrei in Polonia, che erano più di 3 milioni prima dell'Olocausto. Si è conquistato i titoli dei giornali nel 2016 per il premio come miglior museo europeo dell'anno, ma ha continuato a far parlare di sé successivamente. Molto discusse e apprezzate le mostre temporanee, come quella sull'antisemitismo nella Polonia comunista. In una esibizione che ricordava le purghe del 1968, molti ebrei furono espulsi dal partito, licenziati e costretti a lasciare il paese. Sono state riprese frasi dai toni anti-giudaici anche di anni recenti, di persone ritenute vicine alla destra conservatrice al governo. Solo uno degli episodi che hanno raffreddato i rapporti tra il ministro della cultura Piotr Gliński e il direttore del museo Dariusz Stola, su cui è stato posto un veto. Al termine del mandato nel 2019 non doveva essere riconfermato, secondo Gliński, l'accusa di quella di aver politicizzato il museo, accusa rispedita al mittente. Vorrei sapere perché mi abbiano odiato. Non mi hanno mai dato una risposta chiara e franca, è stata sempre falsa o vaga. È ovvio che quando parli di storia degli ebrei in Polonia devi toccare argomenti che sono ancora sensibili, come la collaborazione dei polacchi con i nazisti durante la guerra. Il no del Ministero della Cultura ha bloccato per mesi la nomina di Stola, che aveva vinto il bando pubblico, nonostante il parere positivo dei 2 cofondatori del museo, l'Associazione dell'Istituto Storico Ebraico e il Comune di Varsavia. Di fronte a questo stallo, a inizio 2020, si è arrivati a un compromesso. A prendere la guida del museo è stato il suo vice, Zygmunt Stępiński, soluzione gradita anche da Stola.
Per lui, il suo ex braccio destro, ha speso parole di stima appena nominato, ma per Stempinski il primo anno di gestione si è rivelato durissimo. I musei sono tra i luoghi maggiormente danneggiati dagli effetti del coronavirus. Risultato: meno biglietti acquistati dai polacchi, ancora di meno italiani venduti ai turisti stranieri, che rappresentavano circa la metà dei visitatori dell'esibizione principale. Per l'istituzione sono mesi di tagli. I dipendenti, pur di mantenere il posto di lavoro, hanno accettato di occuparsi loro delle pulizie, normalmente appaltate a una ditta esterna, ridotti anche i costi della sicurezza. Per l'esibizione permanente avevamo 300.000 visitatori l'anno, nel 2020 saremo attorno ai 100.000, il 30% di quello passato. Con tutte le esibizioni raggiungevamo il 500.000 di visitatori, quest'anno non supereremo i 150.000. Così il museo ha bisogno ancora di più di ricorrere a finanziatori esterni. Molto utile una sovvenzione da parte della Norvegia stanziata nell'ambito di accordi con l'Unione Europea. Con il loro aiuto abbiamo potuto proseguire il nostro programma educativo alle scuole, ma anche alle accademie di polizia, che prevedono corsi antidiscriminazione. Poi ci sono gli insegnamenti per famiglie, adulti e anziani. Prowadzić kursy antydyskryminacyjne dla policjantów. Alfabeti immaginari, segni che danno vita a partiture grafiche, tratti intrecciati formano un logo. Ciò che colpisce entrando nella casa atelier di Miroslav Cipar, considerato il più grande artista slovacco vivente, è l'estrema varietà della sua produzione, che abbraccia pittura astratta, illustrazione e scultura. Sono nato prima della Seconda Guerra Mondiale. Il mio villaggio fu incendiato dai nazisti. Uccisero 20 uomini. L'unico che sopravvisse, anche se colpito da un proiettile alla testa, fu mio padre. Mi laureai in belle arti e poi feci il pittore, ma ero interessato soprattutto all'illustrazione. Negli anni '80, da presidente dell'Associazione degli Artisti, Cipar fu tra i fondatori dei Cittadini contro la violenza, movimento che contribuì alla caduta del regime comunista. Dopo la rivoluzione di velluto, ebbi la fortuna di poter continuare a lavorare. Servivano grafici e io lo ero. Solo più tardi ripresi anche la pittura. I loghi creati da Cipar sono noti a qualsiasi slovacco, ma ancora più iconiche sono le sue illustrazioni. È impossibile parlare di uno stile. L'uso del tratto, la tecnica e il colore cambiano di volta in base al soggetto. Le satire di Giovenale, Gargantua e Pantagruel, il Decamerone. L'ultimo lavoro è la versione slovacca della Divina Commedia. La parte più difficile è stata leggere l'opera. Di solito leggo ad alta voce insieme a mia moglie. Poi mi sono confrontato con il lavoro degli artisti che avevano già affrontato questa impresa. Ho studiato soprattutto Sandro Botticelli. Per me l'interrogativo più grande è stato il contesto. Ho immaginato che l'unica ambientazione possibile fosse una sorta di vuoto, una levitazione senza gravità. Per questo i personaggi volano nell'aria. Osservando le figure di Dante e Virgilio, la barca di Caronte, i centauri o gli angeli dei Nove Cieli, tornano alla mente le incisioni di Gustave Doré, ma qui bastano poche gocce di inchiostro per dare vita a Inferno, Purgatorio e Paradiso. La Divina Commedia ha vinto il premio come libro slovacco più bello dell'anno e poche settimane fa il prestigioso Red Dot Award per il design. Ivan Schulich ha voluto accompagnare l'edizione con un massiccio apparato critico. Quanto alla traduzione, è già di per sé un'opera letteraria, frutto di un lavoro a 4 mani portato a compimento nel 1986 e da allora mai ripubblicato. Joseph Felix traduceva dall'italiano letteralmente e William Turciani è un poeta e dunque lui componeva i versi e faceva la poesia, diciamo così. Joseph Felix è morto mentre
lavoravano sulla traduzione del Purgatorio. Il resto della Divina Commedia l'ha tradotto da solo William Turciani, che praticamente ha dedicato 30 anni alla traduzione della Divina Commedia. Anche senza conoscere lo slovacco, la lettura restituisce subito il ritmo di endecasillabi e terzine dell'incipit che tutti conosciamo a memoria. Do stredu dráhy životnej som vkročil, keď obklopil ma temný priestor lesný, pretože prv som spravil